Noi oggi ad esempio abbiamo delle cose molto concrete da fare, abbiamo un problema di risorse. Il 23 di aprile a Perugia si svolgerà il processo contro la cricca. Quella cricca di delinquenti, sono 19 individui, di cui qualcuno, c'è anche un magistrato che ha patteggiato per diversi reati. E cosa vuol dire un magistrato che patteggia per diversi reati? È una conferma, cioè ci sta avvallando che anche il magistrato ha sbagliato, no? Tutti gli altri delinquenti che sono noti, andiamo da Anemone, più gentile, a Bertolaso, anche lui un uomo gentile, accusati di associazione a delinquere, di corruzione e di reati sessuali, quindi c'è anche favoreggiamento della prostituzione. Questo lo dicono le carte del processo. Ma a Perugia ci sarà questo processo contro questi signori che hanno gestito grandi lavori pubblici in tutto il territorio italiano, quindi questi appalti, però in questo contesto ci sono anche i grandi eventi e nei grandi eventi rientra anche il G8 della Maddalena. Caso strano, nessuno si è costituito parte civile, questo è il dramma. Cioè la regione Sardegna, il nostro presidente Cappellacci, nonostante sia stato sollecitato, io l'ho fatto con una lettera aperta per non seguire iter burocratici, istituzionali molto lunghi, poi ci sarebbe stato l'alibi, peccato, non ci siamo arrivati in tempo. A parte il fatto che il nostro presidente deve essere a conoscenza di questi reati che si stanno consumando contro il popolo, non devo essere io a dirglielo, però se lui è distratto perché è molto occupato, io glielo ricordo. E allora io tutti i giorni gli mando un appello personale, anche caro Ugo, caro Presidente, egregio Presidente, glielo devo ricordare, metto a disposizione tutta la documentazione di cui io sono entrata in possesso, 3.000 documenti, dopo aver fatto un'azione giudiziaria contro il governo italiano per la truffa che si è consumata qui in Sardegna. Abbiamo avuto, è stato possibile accedere a questi atti dopo l'azione giudiziaria col Tarlazio, perché era coperto il tutto, grazie al discorso che rientrava nei grandi eventi, era coperto dal segreto di Stato. Quindi il Tarlazio ha deciso di togliere il segreto di Stato e darmi la possibilità di accedere alla documentazione. Molti di voi queste cose le sanno già, però è importante ricordarcelo. Ho messo a disposizione la documentazione e i miei avvocati, ma il presidente Cappellacci non è raggiungibile. Abbiamo occupato l'aula, questa è una cosa drammatica perché giorni fa siamo arrivati con un gruppo di consiglieri, SEL e io, sotto nome di Independentistas, siamo arrivati a occupare per la terza volta in 3 anni di legislatura l'aula consiliare, la sede della massima assemblea dei sardi. Non è che stiamo occupando uno sgabuzzino. Ebbene, il presidente Cappellacci non è raggiungibile, per cui io sono dell'avviso che se il presidente della regione non è raggiungibile non deve assolvere al suo ruolo, cioè lui si deve dimettere se non è raggiungibile. Questa è la situazione. Quindi sollecitiamo, questo è un esempio veloce su come recuperare 100 milioni di euro. Ci hanno rubato 100 milioni di euro con un'ordinanza, anche tutto documentato, un'ordinanza firmata dall'allora presidente Berlusconi, col quale si decideva che 70 milioni dei fondi FAS più 30 milioni destinati allo sviluppo delle nostre economie non dovessero andare ai sardi, ma il Piccolino ha deciso che dovevano andare agli amici della cricca. Questi sono i danni minimi, i 100 milioni, però sono i danni minimi e allora noi li vogliamo perché per noi sarebbero questi veramente una boccata d'ossigeno. Perché nasce Sardegna Libera? Sardegna Libera innanzitutto non nasce per io sono un microfono e sono io un microfono. Dietro tutte le battaglie che io ho portato avanti in questi anni ci siete voi, vi conoscono per uno. E tutto il territorio, Giulietto, qui c'è tutto il territorio sardo, le rappresentanze di tutta la Sardegna. E
E la spinta per le battaglie dentro le istituzioni sono partite dalla base, esattamente come deve essere. Di fatto Sardigna Libera nasce da un ribaltamento dei ruoli della politica contro la casta. I rappresentanti istituzionali non devono essere casta per niente e di nessuno. E dietro di me ci siete voi, ci sono movimenti, comitati, normali cittadini indipendentisti che però non si identificano in nessuna formazione esistente, altri invece che fanno parte di movimenti fraterni con i quali cooperiamo e lavoriamo assolutamente in sintonia. L'obiettivo di Sardigna Libera non è quello della chiusura, attenzione, ma si propone proprio come rivoluzione della politica. Noi non abbiamo la presunzione di avere la ragione, noi nasciamo per portare avanti il nostro percorso insieme a tutti gli altri, in un universo politico molto ampio dove esistono comitati di liberi cittadini, esistono ad esempio, noi abbiamo il comitato Non Radar, che è stato straordinario perché il comitato Non Radar è riuscito a bloccare l'installazione dei radar qui da noi. Che non si sono mossi i partiti politici, si è mossa la gente. Allora io voglio dire che quando i cittadini si organizzano, siano in comitati di cittadini, in movimenti specifici su battaglie specifiche, funzioniamo. Quindi io dico che io sono stata dietro tutti voi e ho cercato di fare del mio meglio all'interno delle istituzioni. Dico che per un popolo non è possibile fare a meno del proprio territorio e questo è un appello accorato che io faccio a tutti i sardi. Non esiste che un popolo rinunci al suo ambiente perché muore. Quindi la nostra battaglia oggi deve riprendere proprio dalla riconquista del nostro territorio da salvaguardare, da curare, perché è la massima ricchezza collettiva che noi abbiamo. Riprenderci il territorio significa rivalorizzare tutte le nostre attività tradizionali che sono l'unica vera fonte di reazione contro il tentativo della globalizzazione mondiale di schiacciarci. L'unico strumento che noi sardi abbiamo per fronteggiare la globalizzazione sono i valori della nostra identità. E quindi io ringrazio ancora tutti, scusatemi se sono lunga, perché poi quando si parla di certi discorsi è molto difficile il momento della sintesi. Io chiudo qui per lasciare spazio anche a eventuali domande. Ringrazio tanto i giornalisti che stanno lavorando tantissimo in questo periodo, sono sempre in giro a tutte le ore e in tutte le giornate, quindi un ringraziamento speciale anche alla stampa.